grande domanda che ci dobbiamo fare su Conte. È ancora un allenatore, come risultati non c'è nulla da dire, ma un allenatore che ha qualcosa da dire a livello tattico del calcio del 2026. Lo vediamo continuamente, che è un calcio continuamente in evoluzione, e o stai dietro alla Spalletti, per non andare sui grandissimi, alla Guardiola, e quindi ti aggiorni, oppure vedo un modo anche di allenare i giocatori, di motivarli, di sporli in campo un po' retro, un po' di retrovia. E questo porterà magari Conte a rivedere qualcosa. Quest'anno il Napoli secondo me mi è sembrato poi in cerca per tutto l'anno di un filo logico. Quest'anno invece Conte ha dato una propria dimostrazione contraria rispetto al passato. Però mai per più di 3 mesi. Perché non aveva i giocatori. Conte quest'anno ha cambiato modo di giocare 3, forse 4 volte, animandosi sempre per trovare una soluzione al fatto di avere 11 giocatori a disposizione, e l'ha sempre trovata. Cominciamo. Veramente sono tentato di far parlare gli altri, di non commentare nemmeno oggi. Questo è un video che serve per killare un po' di tempo, perché insomma ci avviciniamo alla partita. Abbiamo sentito che forse Højlund ha un affaticamento muscolare, quindi dobbiamo capire se gioca Giovane, e purtroppo vi devo dire che confermato che devo andare a suonare, quindi la partita avverrà durante il mio viaggio in macchina. Non vi mancherà un commento a caldo a prescindere appena finisce la partita o giù di lì, ma visto che ieri si è parlato ancora di Conte, dei sostituti, lo danno per fatto, lo danno per chiuso, così come l'anno scorso. Io non lo so come andrà a finire, non ho più certezze. Però una cosa che mi fa piacere è che non sono l'unico che ritiene Conte un allenatore valido, perché sto leggendo in giro, insomma, che è proprio che è scarso, che non si è aggiornato, eccetera eccetera. Quindi mi piace per una volta, invece di criticare la voce degli addetti ai lavori, mi piace apprezzare una voce contraria da parte di uno dei miei preferiti, e non a caso, insomma, che quando parla di calcio lo fa perché le partite le vede, perché le partite le analizza e non parte da un'idea sua e la cerca di giustificare. Quello che vede, quello racconta. Torniamo nei binari e parliamo di Napoli. Sì. Parliamo di Napoli perché da quello che ci dicono, dalle notizie che abbiamo, pare che sia praticamente certo l'addio di Antonio Conte. Certo. a fine stagione, con le strade che si separeranno e con il Napoli che sta già valutando quali profili andare a contattare. Italiano sembra il nome più caldo. Più staccati ci sono De Rossi e Grosso, che sono nomi che comunque piacciono molto a Aurelio De Laurentiis, che però vorrebbe un nome più adatto anche ad una campagna europea, che finora è il grande neo del Napoli. Non è mai riuscito a trovare un allenatore, a parte con Spalletti, che è arrivato fino ai quarti di finale, che sapesse dare al Napoli la stessa dignità che ha avuto in Serie A. Allora, intervengo per dirvi una cosa che mi dà un pochino di un po' di fiducia, un po' di positività nei confronti del futuro, perché c'è un amico bellino che insomma è abbastanza addentro alle cose di mercato, che ogni tanto mi dà qualche dritta, che spesso insomma si sono rivelate corrette. Mi hanno fatto una confidenza che non voglio insomma spoilerare in questo momento, ma se state seguendo, se unite i puntini rispetto a quello che è il mio racconto generale del calcio, quindi anche sull'altro canale, è un nome che piacerebbe a De Laurentiis, che piace anche a me e che mi darebbe nuovo entusiasmo, onestamente. Io ricordo quando si chiuse l'avventura con Sarri, c'era grande scoramento, insomma eravamo arrivati là vicino, poi non l'abbiamo potuto fare, la voglia di mollare tutto, poi arriva Ancelotti, ti viene quella curiosità, dice fammi vedere uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale cosa può fare a Napoli, e ti viene quella voglia di seguire di nuovo. All'epoca pure si parlava Ancelotti garanzia di un certo mercato, arriva Benzema eccetera eccetera, non arrivò Benzema né altri, cosa che invece con Conte insomma una certa garanzia sul mercato in qualche modo l'abbiamo vista, nel senso che se lui ti chiede qualcosa tu ascolti, ti fidi di quello che sono poi i risultati che ti porterà
e che Conte già ti ha portato, perché il primo anno noi ci dovevamo riprendere dalle macerie e abbiamo vinto uno scudetto, pare che ce lo siamo dimenticati, tutti questi scudetti che teniamo addosso, ne abbiamo vinto uno dei 4 l'anno scorso con Conte, tra l'altro in volata, cioè nemmeno come quello di Spalletti, insomma, dove non c'erano avversari all'altezza, l'abbiamo vinto punto a punto ed era una cosa che noi pensavamo non possibile. Se poi quest'anno non si può bissare, non si possono vincere 2 scudetti consecutivi, l'idea che questo ti porti a considerare Conte bollito, fallito e tutta una serie di cose, a me fa sorridere, onestamente. E quest'annata io spero che finisca da secondi in classifica. Se finiamo terzi o finiamo quarti, certo quarti per quello che avevi fatto durante l'anno un pochino a me dispiace, non la vedo come Conte che posto vale l'altro, no, io ritengo il secondo posto migliore del terzo e migliore del quarto. L'importanza del canale YouTube. Vabbè, YouTube potentissimo. Ma è comunque, secondo me, aggiungendoci anche la Supercoppa, un'annata che va considerata positiva. Poi, se gli infortuni sono colpa di Conte, è una sua responsabilità. Se è una sua responsabilità, è una sua colpa. E allora li ascriviamo a Conte come difetto della sua gestione. Però, in base agli infortuni, tu poi devi dimostrarmi che non ti arrendi, ma cerchi delle soluzioni. Non ti fissi con un modulo, ma cerchi delle altre cose. E questo secondo me è il più grande pregio che ha avuto Conte quest'anno, sconfessando se stesso, sorprendendo me per primo, perché non pensavo che lui fosse così duttile, e me lo ha fatto vedere. E poi ci sono stati dei momenti in cui la squadra ha reagito molto bene, altri in cui mi è sembrata un pochino debole e meno sul pezzo, ma dobbiamo secondo me anche accettare che sia fisiologico, che quando ti vengono poi a mancare delle caratteristiche specifiche, cioè specifiche per fare un certo tipo di calcio, da dove lo cacci il coniglio? Quindi lasciamo che gli altri facciano i vari nomi e io mi tengo stretto questo nome che sto accarezzando e difendendo in un certo modo. Se poi va in porto, per me è difficile, ma se andasse in porto questo momento di questo video si può riprendere e vi spieghereste il perché. Sono molto positivo e contento almeno dell'idea. Si è fatto anche il nome di Gasperini, un altro nome che piace molto al Napoli. Però insomma partiamo da questo, partiamo dal fatto che il Napoli ha deciso di ripartire da un nuovo allenatore. Qual è la vostra idea? Mi sembra poi anche che il divorzio tra De Laurentiis e Conte, se sarà divorzio, è molto più civile e molto più pieno di rispetto reciproco di quello con Spalletti, che fu invece molto astioso, molto velenoso, e addirittura poi portò a code legali e una serie di sgradevolezze che nessuno dei due si meritava, tanto se ne meritava il Napoli. Qui invece mi sembra di vedere in entrambe le parti un grande rispetto e una grande consapevolezza del lavoro e del merito dell'altro, no? E qua io sono assolutamente d'accordo col Pastore, perché metto davanti a tutto, prima che il rapporto professionale, il rapporto umano che hanno i due, di amicizia, di stima reciproca, e ho questa sensazione che qualora si arrivasse al divorzio, alla separazione, non ci dovrebbero essere quegli strascichi brutti che abbiamo visto in passato. La grande domanda che ci dobbiamo fare su Conte: è ancora un allenatore, come risultati non c'è nulla da dire, ma un allenatore che ha qualcosa da dire a livello tattico del calcio del 2026? Lo vediamo continuamente, che è un calcio continuamente in evoluzione, e o stai dietro alla Spalletti, per non andare sui grandissimi, alla Guardiola, e quindi ti aggiorni, oppure vedo un modo anche di allenare i giocatori, di motivarli, di sporli in campo un po' retro, un po' di retrovia. E questo porterà magari Conte a rivedere qualcosa. Quest'anno il Napoli, secondo me, mi è sembrato poi in cerca per tutto l'anno di un filo logico. Me quest'anno invece Conte ha dato proprio la dimostrazione contraria rispetto al passato. Però mai per più di 3 mesi. Ma perché non aveva i giocatori. Conte quest'anno ha cambiato modo di giocare 3, forse 4 volte, animandosi sempre per trovare una soluzione al fatto di avere 11 giocatori a disposizione, e l'ha sempre trovata. È la prima volta nella sua carriera che Conte
fa una ricerca proprio di proposta di gioco così approfondita per cercare di tamponare la situazione. Da questo punto di vista, secondo me, quest'anno ha dato una dimostrazione incredibile. Se togliamo i primi mesi in cui è andato anche lui fuori giri e si è proposto il problema, la problematica legata a Conte, ovvero l'applicazione di questo suo metodo quasi marziale, comunque estremamente molto esigente nei confronti dei giocatori, in stagioni in cui devi affrontare la doppia, tripla, quadrupla competizione come è stato quest'anno, la cosa fatica a funzionare, perché è difficile mantenere una squadra così dentro, così impegnata sia fisicamente che mentalmente, quando devi giocare così tante partite e quando devi giocare delle partite decisive anche nei primi mesi, perché la Champions League ti mette di fronte al fatto che ogni partita è decisiva. Lui è andato fuori giri anche con le dichiarazioni. A novembre c'è stato il rischio forte che la stagione del Napoli finisse lì, perché quando c'è la pausa per le nazionali dopo Bologna, dopo il pareggio con l'Eintracht, in quel momento lì Conte se ne va a Torino e i giocatori vanno in nazionale, lì c'era il rischio che si rompesse tutto. Invece credo che ci siano stati degli accordi, quindi Conte ha anche in qualche modo mediato con se stesso per garantire una continuità, e poi ho visto veramente delle soluzioni sul campo molto brillanti. È proprio corretto, cioè questo è un racconto non parziale che spiega effettivamente quella che è stata la stagione, le difficoltà che ha Conte, e ti spiega anche il perché. Non è una questione banale, come dici, Conte in Europa schifo, in Italia il migliore. Non è così che si può leggere una cosa, ma te la spiega Borghi dicendo quel tipo di applicazione che Conte chiede ai giocatori sia a livello fisico sia a livello mentale diventa più difficile da garantire quando hai gli impegni troppo ravvicinati, perché non ce la fai a reggere a quei livelli che Conte chiede quando hai subito delle partite decisive, ed è proprio secondo me quello che è successo. Valorizzare certe figure, il 2+1, poi avvicinare gli esterni che invece inizialmente erano troppo larghi, Politano e Langhi. Mi ricordo ho commentato la partita con l'Eintracht 0-0, dopo poi Conte va a lamentarsi del catenaccio degli avversari, era nella fase in cui deragliava un filo. Lì ho visto la squadra fare la stessa partita per 90 minuti, una partita che non funzionava, dove i terzini venivano dentro, Politano e Lang stavano larghi, Højlund era in un deserto e non poteva rendere. Dalla partita dopo Neres e Lang più vicini al centravanti, Højlund cresce, Neres cresce, tutti crescono e il Napoli va meglio. Poi si fa male Neres, allora devi inventarti qualcosa di diverso. Io l'ho visto veramente elaborare questa squadra come forse non mi aspettavo neanche, quindi dal punto di vista cioè Conte l'anno in cui è stato fermo l'ha veramente fatto fruttare per aggiornarsi, a differenza magari di altri che hanno usato meno i loro periodi di aggiornamento. Quindi da questo punto di vista secondo me è un Conte rinnovato. Poi su quali possano essere le sue prospettive, Conte ha uno status, Conte ha un certo tipo di ingaggio e Conte ha un certo tipo di figura. Non è per tutti, è per pochissimi. Vediamo. Anche Conte a un certo punto dovrà porsi il problema che non gli basta schioccare le dita per trovare una squadra. Ma guarda, io penso che Sembra quasi che sai. Poco. Allora. Gli altri commenti, insomma, io ascolto Pastore, ascolto Borghi, ascolto Marino, altri so che parlano con un livore per portare avanti un'idea, una cosa, quindi non mi interessa perché non c'è analisi. Quindi sono contento, insomma, di far parlare anche altri, che non mi sembra che parlino per partito preso, ma semplicemente dopo un'analisi, nell'individuare anche i difetti che abbiamo visto anche noi durante, perché ci ricordiamo, insomma, quelle che sono state le nostre reazioni dopo le partite insufficienti e insopportabili che il Napoli ha avuto, però le ultime che poi ti portano a dimenticare tutto quello che hai fatto di positivo durante l'anno, io quello non lo posso sopportare. Dobbiamo avere una memoria, non è una memoria storica che dobbiamo avere una memoria a breve termine che sia funzionante, e non ci vuole moltissimo. Questo è tutto. Questo video, insomma, esce oggi, ma resta valido, magari lo riproponiamo quando ci sarà bisogno di riproporlo. È chiaro che se oggi non si vince con la Cremonese, perché il risultato poi alla fine ti fa tutta la differenza del mondo, tutto questo discorso su Conte e sulle cose buone che ha fatto va nel dimenticatoio e ci scagliamo perché se poi la squadra non riesce a reagire nonostante tutte le difficoltà, è evidente che
quelle frasi sul secondo, il terzo posto, il quarto posto hanno avuto un impatto, e quindi la responsabilità, se il Napoli molla, è sicuramente di Conte e lo dobbiamo accettare come un suo errore in fase di comunicazione. Quindi con molta serenità noi ci affacciamo al futuro, che possa essere con Conte o senza di Conte, noi andiamo avanti, perché il futuro del Napoli non è legato esclusivamente ad Antonio Conte, ci mancherebbe. Però alcuni nomi che sto sentendo, insomma, a me non convincono appieno, e ho la consapevolezza, insomma, di un ambiente che, se non hai poi uno con le spalle così larghe, il rischio di sfaldare tutto è palpabile. E tutti quelli che adesso stanno dicendo sì, Sarri, torniamo a Sarri, si sono dimenticati delle cose che dicevamo a Sarri, del problema della gestione, che usa sempre gli stessi 11, che non fa il turnover, che non puoi, che poi quando lo fa dice hai fatto troppo turnover, però non erano pronti perché non li avevi utilizzati prima, e le polemiche anche che De Laurentiis metteva sul piatto e chi poi seguiva queste polemiche per demolire Sarri. Io me le ricordo queste cose, non ci vuole una grande memoria per ricordarsene, e se ci aggiungi che sono passati degli anni e il calcio è cambiato, beh, si rischia parecchio. Vedremo. Io spero che, se non sarà Conte, sarà uno di quei 2 o 3 nomi che mi soddisfano almeno sulla carta. Poi vedremo quello che sarà. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, non vi ho chiesto un like, ve lo chiedo adesso se avete visto tutto il video, ed iscrivetevi al canale se siete nuovi. Ci vediamo in post partita, sperando che vada tutto bene.